Il volto, il sorriso, gli occhi, il pianto di un Dio fatto bambino rischiarano la notte del mondo. Le tenebre avvolgano pure l'umanità. La vita sarà più forte. Il peccato divida pure il mondo. Questo bambino, il figlio di Dio, inaugura un mondo nuovo. Insieme al coro degli angeli, anche noi acclamiamo nel cuore di questa notte: sia gloria a Dio nell'alto dei cieli, perché in Gesù viene a noi la salvezza dell'uomo, e sia pace in terra agli uomini, perché in Gesù possiamo riconoscerci figli di uno stesso Padre Celeste. In questa santa notte la processione d'ingresso sarà aperta dalle lampade della luce di Betlemme, una luce che, partita dal lume che arde nella Basilica della Natività a Betlemme e passando di persona in persona, arriva in tutta Europa come simbolo di pace, fratellanza e solidarietà. Il movimento Scout ci invita ad accogliere questa luce, diventando a nostra volta portatori di luce nelle nostre case, tra i nostri amici e nella nostra comunità. Prepariamo il testo di Venite fedeli che possiamo trovare al numero 198 del libretto e iniziamo con il canto la solenne celebrazione di questa Eucaristia.
Il diacono proclamerà ora, prima dell'inizio della Santa Messa, la calenda, l'antico annuncio della nascita di Gesù, collocandola nel suo contesto storico. Elogio del Natale. Ottavo giorno prima delle calende di gennaio, luna tredicesima. Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, quando in principio Dio creò il cielo e la terra e plasmò l'uomo a sua immagine, e molti secoli da quando, dopo il diluvio, l'Altissimo aveva fatto risplendere tra le nubi l'arcobaleno, segno di alleanza e di pace. 21 secoli dopo che Abramo, nostro padre nella fede, migrò dalla terra di Ur dei Caldei. 13 secoli dopo l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto sotto la guida di Mosè. Circa 1000 anni dopo l'unzione regale di Davide, nella 65esima settimana, secondo la profezia di Daniele, all'epoca della 194esima Olimpiade, nell'anno 742 dalla fondazione di Roma, nel 42esimo anno dell'impero di Cesare Ottaviano Augusto, mentre su tutta la terra regnava la pace, Gesù Cristo, Dio eterno e Figlio dell'Eterno Padre, volendo santificare il mondo con la sua piissima venuta, concepito per opera dello Spirito Santo, trascorsi 9 mesi, nasce in Betlemme di Giuda dalla Vergine Maria, fatto uomo. Natale di nostro Signore Gesù Cristo, secondo la carne. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. La solenne proclamazione del contesto storico in cui è nato Gesù, riconoscendolo pertanto come un evento realmente avvenuto e non frutto di fantasia, ci introduce alla celebrazione della Natività del Signore. Mettiamoci davanti all'altare in cui celebreremo il Santo Sacrificio, memori di questo evento di salvezza, la nascita del Figlio eterno di Dio fatto uomo. Chiediamo che il Signore purifichi i nostri cuori, ci doni la sua misericordia e il suo perdono per essere più degni di celebrare i santi misteri. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo, Figlio dell'uomo,
che conosci e comprendi la nostra debolezza. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, concedi a noi che sulla terra contempliamo i suoi misteri di partecipare alla sua gloria nel cielo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio. Oggi è nato per noi il Salvatore. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta. Davanti al Signore che viene, sì, egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Oggi è nato per noi il Salvatore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa
della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio. Una grande gioia, oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento in tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovarono in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da gran timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Per questo voi il segno troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Parola del Signore.
diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia. Parole che abbiamo appena ascoltato. L'immagine del bambino avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia colpisce per la sua totale semplicità. Il particolare che più meraviglia nel racconto della nascita di Gesù è l'assenza di ogni tratto meraviglioso. Mancano. Certo, i pastori sono sì avvolti e intimoriti dalla gloria di Dio, ma il segno che essi ricevono è semplicemente questo: troverete un bambino avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia. E quando giungono a Betlemme non vedranno altro che questo: un bambino deposto nella mangiatoia. La meraviglia del Natale, se ci pensiamo, sta proprio qui. Sta proprio qui. Potremmo dire così che senza la rivelazione degli angeli, che dicono i pastori è nato il Salvatore, il Cristo Signore, noi non capiremo che quel bambino deposto in una mangiatoia è realmente il Signore, il Messia, il Cristo, il Salvatore. Colui nel quale, come dice la seconda lettura, si manifesta la gloria del nostro grande Dio e Salvatore. Ma contemporaneamente, senza quel bambino deposto nella mangiatoia, noi non capiremmo il vero volto di Dio, il vero senso della gloria di Dio, che è completamente diversa dalla gloria dell'uomo, completamente diversa. Solo Dio vuole essere bambino, dice un teologo sudamericano, Leonardo Boff. Solo Dio vuole essere bambino. L'uomo vuole salire, vuole comandare, vuole prendere. È il suo istinto, è il nostro istinto, fin da quando siamo stati piccoli. Dio invece vuole scendere, abbassarsi, servire, donare. È il nuovo ordinamento delle cose, del cuore. La vera gloria non sta nel possedere, nel dominare, nel comandare. Per gli uomini sì, per Dio no. La vera gloria che Egli vive, che indica anche a noi, sta nella capacità di fare della propria vita, di fare di tutto noi stessi un dono agli altri. Proprio in questa capacità splende in modo autentico la vera libertà, che è quella dell'amore. Solo chi è veramente libero ed è libero nell'amore sa donarsi, perché è libero da ogni paura, è libero dalla ricerca affannosa, angosciosa di salvarsi. Ebbene, la grandezza e la gloria di Dio sta nella piccolezza. Ed è proprio questa la bellezza, la forza, la notizia consolante del Natale. In questo senso, il fatto che la lieta notizia della nascita di questo Signore e Salvatore sia annunciata per primi ai pastori non ci sorprende. È semplicemente una realtà in linea con la scelta di Dio di farsi piccolo, di farsi bambino. Ed è quasi ovvio che i primi ad essere avvisati di questo siano i più piccoli,
i più disprezzati come erano i pastori a quel tempo. E tra l'altro questa scelta di rivelarsi per primi ai pastori costituisce una chiara anticipazione del futuro comportamento di quel bambino che una volta cresciuto Gesù frequenterà e privilegerà i poveri, i pubblicani, i peccatori, tanto da irritare e scandalizzare i benpensanti del tempo. Il Natale del Signore quindi non è solo un evento di cui far memoria, è già questo molto importante, ma più ancora è una rivelazione perenne che continua a manifestare la sua potenza, la sua freschezza. Ci rivela il volto di Dio e il suo modo di agire. Dio agisce donandosi, uscendo da se stesso, scendendo. Ma ci rivela anche qualcosa di noi stessi, certo, ci rivela anche qualcosa di noi stessi, della nostra vita, ci rivela che la felicità, o anche ciò che noi chiamiamo la salvezza, cioè la realizzazione vera della nostra vita, non è un miraggio, è possibile, è vicina e sarà una felicità, una salvezza per tutto il popolo che camminava nelle tenebre, vide una grande luce. Sarà una salvezza, una felicità per tutti, proprio per tutti, anche per le persone più povere, deboli, ferite, piene di difetti, non solo per i più bravi e i più seri. E perché questo? Qual è la ragione di questa universalità della felicità, della salvezza? La chiave, la sorgente della felicità e della salvezza sta in questo: oggi è nato per noi un Salvatore. Un Salvatore che è venuto a portare non soltanto il perdono, ma molto di più, è venuto a portare se stesso. Luce nel buio, fiamma nel freddo, amore dentro la mancanza di amore. È venuto a portare il soffio divino nel respiro di ogni uomo e di ogni donna. La vita stessa di Dio in noi. Come dice quel canto che a volte si fa a Natale, Dio si è fatto come noi per farci come Lui. È un canto che facciamo attualmente, ma è un'intuizione che fin dai primi secoli del cristianesimo è viva ed espressa con quel termine latino admirabile commercium, ammirevole, incredibile scambio. Dio si è fatto uomo per far sì che gli uomini vivano la vita divina. Invochiamo allora il Signore, facciamo diventare preghiera queste riflessioni. Ti sei fatto piccolo e fragile come noi, o Figlio eterno del Padre. Fa che ti accogliamo, fa che ti lasciamo entrare nella nostra vita per illuminarla e rinnovarla. Allora, riconoscendoci come figli amati e fratelli diletti, troveremo la vera gloria, la vera pace e la vera gioia. Rinnoveremo fra poco la nostra professione di fede. Durante le parole che ricordano l'evento dell'incarnazione che oggi celebriamo, ci metteremo in ginocchio per qualche istante. Troviamo il testo al numero 33 del libretto dei canti.
credo in unum Deum. Et unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis. Crucifixus etiam pro nobis secundus Pilato passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem
qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expecto resurrectionem mortuorum. Fratelli e sorelle, con gioia e gratitudine ci rivolgiamo al Padre che ha mandato suo Figlio Gesù a rinnovare l'umanità e riunirla in una sola famiglia. Preghiamo insieme, diciamo con fede: ascoltaci, o Padre. Ascoltaci, o Padre. Per la Santa Chiesa, annunci con gioia che il mistero del Natale del tuo Figlio ha aperto nuove vie di libertà e di pace. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per il nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Corrado, per tutti i Vescovi, i presbiteri e i diaconi, raggiungano con il dono della tua grazia il cuore di ogni persona. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per i popoli dilaniati da guerre e violenze, si realizzi il sogno dei profeti, ogni giogo sia spezzato e nessuno debba più subire oppressione e vergogna. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per gli ultimi, gli emarginati, per chi lascia la propria terra a causa di guerre e povertà, la tenerezza con cui Maria accudiva il tuo Figlio susciti nelle comunità cristiane atteggiamenti di benevolenza e di cura. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per noi qui riuniti, rimanga nei nostri cuori l'annuncio di pace cantato con gli angeli e ci aiuti a fare della nostra vita una continua lode. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. In qualche istante di silenzio ognuno di noi rivolge al Signore la propria personale intenzione di preghiera. Ascolta, o Padre, le nostre invocazioni e concedici di riconoscere nella nascita del Cristo, tuo Figlio, dal grembo della Vergine Maria, la tua inesauribile bontà. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ti sia gradita, o Padre, la nostra offerta in questa notte di luce, e per questo santo scambio di doni trasformaci in Cristo tuo Figlio, che ha innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. La tua morte, Signore, Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nella notte santissima in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
E la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace. Abbi pietà di noi, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Signore Dio nostro, che ci doni la grazia di celebrare nella gioia la nascita del Redentore, fa che giungiamo con la santità della vita a condividere la sua gloria e di vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Prima della benedizione solenne conclusiva, un grazie ai cantori che ci hanno accompagnato, grazie alla Tenda TV che ha trasmesso e diffuso questa celebrazione e Radio Palazzo Carli. Un grande augurio a tutti coloro che ci hanno seguito attraverso le frequenze televisive e radiofoniche e un grande augurio ovviamente a tutti voi, cari fratelli e sorelle che siete qui presenti. Un buon Natale sincero, con il cuore. Ne abbiamo davvero bisogno di quella gioia, di quella luce, di quella pace che il Signore ha portato e vuole continuamente portare. Chiediamo al Signore di essere capaci di corrispondere. Ecco, credo che sia la domanda da fare insieme all'augurio di corrispondere a questo dono che il Signore ci ha portato proprio perché possiamo farne tesoro nella nostra vita e diffonderlo a chiunque possiamo incontrarlo. Un grande augurio anche ai vostri familiari, in modo tutto particolare a quelle famiglie che avessero qualche ammalato o anziano in casa, siano raggiunti anche loro dalla nostra gioia e dall'augurio di buon Natale. Il Signore sia con voi. Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio ha inondato di luce questa notte santissima, allontani da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Dio, che inviò gli angeli ad annunciare ai pastori la grande gioia del Natale del Signore, vi ricolmi della sua beatitudine e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Dio, che nell'incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo, vi conceda il dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda partecipi dell'assemblea celeste. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.